Dopo aver toccato le province di Venezia, Treviso, Verona e Vicenza, la stagione dei campionati veneti di corsa orientamento si è chiusa domenica 16 ottobre nel Bellunese, nel comune di Fonzaso. Sulla cartina di Frassenè si sono contesi gli ultimi titoli regionali in palio nel 2011, quelli del campionato veneto middle distance organizzati dalla SD Fonzaso. Siamo nati 3 anni fa e abbiamo scoperto questa attività grazie agli amici orientisti del Primiero che ci hanno coinvolto, e veramente devo dire che è stata veramente una cosa emotiva per noi perché abbiamo portato ai giovani questo sport meraviglioso dell'orienteering. È nato questo suo interesse e io molto volentieri insieme anche ad altri della nostra società abbiamo dato una mano per crescere, per partire, per crescere, adesso diamo una mano quando serve, insomma, per cui oggi qua sono in questa veste proprio di aiuto. La gara disputata tra le due sponde del torrente Cismon ha visto la partecipazione di quasi 500 orientisti. Tra gli uomini la vittoria è andata al trentino Emiliano Corona, che gareggia per il centro sportivo forestale di Valdobbiadene. La gara è andata bene, ho fatto i miei errori, però considerando che sono nel periodo di scarico di fine stagione sono molto soddisfatto. Il posto era bello, adatto per una gara d'orienteering. Per tracciato è stato bravo il tracciatore, era molto divertente, tanti cambi di direzione, insomma secondo me è stata veramente una buona manifestazione, sono contento di aver partecipato e di aver fatto una buona gara. Senti, tante vittorie nella tua carriera, però questo è uno dei primi titoli veneti per te. Sì, perché sono da poco appunto transitato al gruppo sportivo forestale, quindi da 2 anni posso competere per il titolo veneto e è comunque sempre un titolo regionale che vale, soprattutto nella distanza che preferisco la middle, quindi sono contento, sì. Poi diciamo che quest'anno è il coronamento di un buon anno perché sono andato in crescendo e quindi sono soddisfatto. La massima categoria femminile è finita saldamente nelle mani delle primierotte Viola Zagonelle e Jessica Orler. Il titolo veneto è finito così alla terza classificata, la giovane trevigiana Cristina Betz. Oggi eravamo qua a Fonzaso, la gara era una gara intorno al fiume, molto carina, tracciata molto bene. Mi è piaciuta anche se non è uno dei miei terreni preferiti, preferisco il bosco puro. Qua era molto anche attraversare i canali, passare dei tratti di verde, magari con dei rovi un po' sporco, però nel complesso molto carina. Ho sbagliato un punto, ho preso la direzione un po' sbagliata e quindi sono finita un po' lunga, però per il resto abbastanza bene, sono abbastanza soddisfatta della mia gara. Senti, questa era una delle tue ultime gare per il 2011, adesso si pensa già alla prossima stagione. Eh sì, infatti le gare importanti ormai sono passate, resta solo la gara di Venezia che sarà a novembre e mi sto cominciando già a programmare gli allenamenti e tutto per il prossimo anno e che spero di fare bene, anche meglio di questo, anche in competizioni nazionali. In attesa del meeting di Venezia in programma a metà novembre, la gara di Fonzaso ha chiuso con il botto una stagione ricca di eventi per l'orienteering veneto. Si chiude in bellezza qui a Fonzaso con il campionato regionale middle, 450 partecipanti, quindi un grande numero, una giornata splendida, una carta ho visto interessante, mi sembra si siano divertiti oltre che confrontati alla grande. Prima di pensare al 2012 c'è un altro appuntamento internazionale qui nella nostra regione. Ma ormai come tradizione siamo già proiettati all'Internazionale di Venezia, il meeting che il 12 novembre, quindi attenderà sui canali e sulle calli veneziane quasi 4.000 credo, speriamo che facciano un nuovo record e quindi in bocca al lupo a Galilei e al presidente Mazzeni.